Signor Sindaco, colleghi consiglieri, sarò molto più breve. Un programma è un programma, quindi perché non metterci dentro di tutto e di più? È giusto perché non costa nulla, in ogni caso c'è solo una cosa che è peggio di un programma troppo ambizioso, e cioè un programma banale o insufficiente. Non credo serva essere troppo esperti politicamente per sapere che il voto delle linee programmatiche del sindaco, che oggi siamo qua a discutere e a votare, è in fondo solo un rito della politica, nel senso che è scontato che il programma sarà approvato dalla maggioranza e che le opposizioni non lo condivideranno, ma è comunque un giorno importante perché oggi lei, signor Sindaco, prende qui davanti al Consiglio Comunale intero e all'intera città di Pordenone un impegno di grande rilevanza. L'impegno di realizzare tutto quanto c'è scritto qui in questo plichetto che io sono stampata, questi fogli, e che francamente non credo sarà così facile. Sappia che noi saremo attenti osservatori del suo operato, riconoscendole il merito di buon amministratore quando succederà, ma saremo anche inflessibili nel censurare l'operato suo e della sua giunta se andrà contro il bene dei nostri concittadini e della nostra città. Nel suo programma c'è un filo rosso che scorre da un paragrafo all'altro e che riprende spesso il concetto di cultura. Bene, la cultura è una cosa molto importante in una comunità civile e moderna, ma lei, signor Sindaco, sa bene che senza lavoro non c'è benessere e senza benessere non ci sono risorse per fare cultura. Quindi sarà bene che questo concetto che il lavoro viene prima della cultura sia ben presente nell'operato di questa amministrazione comunale. Il principio dell'agire della Lega Nord è prima i nostri, nel lavoro, nel welfare, nell'operare per il bene comune. Sappiamo bene che questo principio non è il suo, né tanto meno della sua maggioranza, ma sappia che quando le scelte saranno sulla priorità, se farete disuguaglianze e scelte che penalizzano i pordenonesi, da questi banchi non ci saranno scontri o silenzi. Anche il welfare è spesso citato nelle linee programmatiche e anche qui spero che lei saprà tutelare e difendere il diritto dei pordenonesi a non farli finire sempre in fondo alla lista della solidarietà dopo gli stranieri. Insomma, oggi parte una grande avventura, sia per noi che siamo minoranza, sia per voi che avete il compito di governare questa città e che avete la grande responsabilità di risolvere i problemi della nostra gente in modo molto difficile per i lavoratori, l'economia, lo sviluppo e i tanti pordenonesi purtroppo in difficoltà. Il tempo dirà chi aveva ragione. Grazie per l'attenzione. Grazie consigliere.